Coloro che avranno indotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Dalla lettera agli Ebrei. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Cristo invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero, spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico,
non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli né il cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Perché ci troviamo nel Tempio Santo di Dio, carissimi, per domandare a Dio che la celebrazione dell'Eucaristia e quindi il corpo e il sangue di Gesù offerti in sacrificio ci ottengono la grazia di servirlo fedelmente, senza pigrizia e incostanza. Solo così, alla fine della vita, ci sentiremo chiamare servi buoni e fedeli. Sarà una cosa stupenda sentirsi e essere riconosciuti servi fedeli e buoni. Ci dà molto conforto la preghiera del Signore, con la quale nel foglietto è presentata. Dio ha progetti di pace, non di sventura. Voi mi invocherete e io vi esaudirò. Vi radunerò da tutte le nazioni dove vi ho dispersi. Ecco, siamo in chiesa per ascoltare, per invocare l'aiuto del Signore. Dopo il segno della croce, insieme, consapevoli dei nostri peccati, abbiamo chiesto al Signore di purificarci per essere degni di vivere il grande mistero della Santa Messa, riconoscendo il Signore come figlio diletto del Padre, come fratello e amico degli uomini, via che conduce al cielo. Abbiamo proclamato la gloria di Dio cantata dagli angeli alla nascita di Gesù, per merito e perdono di Maria Vergine Santissima. Avete condiviso, fratelli e sorelle, la preghiera del sacerdote che ha invocato di essere lieti, di servire, di obbedire al Signore per vivere la vita nell'attesa di una felicità piena e duratura. La Chiesa ci ha proposto la parola di Dio proclamata dal profeta Daniele, dalla lettera agli Ebrei e dal Vangelo secondo Marco. Ecco, in sintesi, la parola che abbiamo ascoltato perché diventi veramente per noi luce nel cammino verso l'eternità. Nella prima lettura Daniele, ispirato dall'alto, ci ha detto che gli uomini risorgeranno, ma non tutti allo stesso modo e per uno stesso destino eterno. Dipende dalle opere che avranno compiuto. L'esito potrà essere il castigo o lo splendore del premio del paradiso, proprio quello che attendiamo e preghiamo per i nostri cari defunti, il paradiso. Nella seconda lettura ci è stato proclamato che il sacrificio di Gesù in croce è valso a santificare, a salvare tutti. Il nostro sguardo, la nostra attesa devono essere fissi sulla croce del Signore, da cui dipende la storia del mondo e la salvezza di ogni uomo. Ecco come siamo stati privilegiati dal buon Dio che ci ha creati e dal Figlio di Dio che ci ha redenti. Il Vangelo secondo Marco ha messo in risalto la grande verità. Nessuno conosce la venuta ultima del Signore. Prima sarà la nostra fine e poi la fine di tutte le cose terrene, con l'apparizione di Cristo Giudice, la parola definitiva su tutti gli uomini.
come viviamo, carissimi fratelli e sorelle, come abbiamo vissuto, come il Signore quando verrà ci troverà, buoni per la vita eterna del paradiso oppure degni della condizione eterna dell'inferno. Noi attendiamo la prima, di essere riconosciuti servi buoni e fedeli. E allora, carissimi, viviamo senza paura, senza timore. Viviamo con la promessa di essere un giorno riconosciuti degni della gioia e della felicità del Padre Celeste. Siano queste le parole che ci danno veramente spinta a continuare, a perseverare, a vivere il nostro battesimo e tutti gli altri sacramenti che abbiamo ricevuto. Professiamo le verità della nostra fede per vivere come si deve, come la Chiesa ci propone. Credo in un solo Dio, potente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, scese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno. Spirito Santo, che Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, fra le incognite e le paure del mondo siamo chiamati ad attendere con serena speranza e fiducia il ritorno del Signore. Testimoniamo sin d'ora la nostra fede e speranza con gesti di carità e con l'attenzione verso i poveri. Preghiamo, vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, a cui è affidata la cura del popolo di Dio. Signore Gesù. Per i missionari, i consacrati e tutti gli annunciatori del Vangelo. Vieni Signore Gesù. Per i poveri, per chi è nella sofferenza, nella solitudine, nella malattia. Vieni Signore Gesù. Per chi necessita di aiuto, di sostegno, di fraterna vicinanza.
Vieni, Signore Gesù. Per i governanti, per quanti operano per il benessere e la dignità dei popoli. Vieni, Signore Gesù. Per quanti lavorano perché la pace di Cristo regni tra le nazioni. Vieni, Signore Gesù. Per chi soffre per la morte di parenti o amici. Vieni, Signore Gesù. Per le famiglie, quelle serene e quelle che vivono sofferenze e divisioni. Vieni, Signore Gesù. Per la nostra comunità, per i bambini, i giovani, i padri e le madri, gli anziani e i nonni. Vieni, Signore Gesù. Signore Gesù, accogli le nostre preghiere. Insegnaci a vivere l'attesa del tuo glorioso ritorno nel fedele adempimento del comandamento dell'amore. Fa che sappiamo sempre onorare il Dio in cui crediamo, nel fratello che incontriamo, nel povero, nel sofferente, nello straniero. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Sangue, per tu sia segno della nostra unione con la vita divina di cui ti ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accogli, Signore, e ti sia gradito il sacrificio che oggi noi compiamo alla tua presenza. Lavaci, Signore, delle nostre colpa, purificaci da ogni nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo, Signore, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, del quale hai risuscitato Gesù Cristo dei morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo, i presbiteri, i diaconi, tutti noi e i nostri cari poveri. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Riconosciamo che la preghiera è via al cielo. Padre nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Ci scambiamo un segno di pace. La pace. Agnello di Dio, la comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia e bontà, rimedio, difesa, salvezza dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Sì, Signore, sostegno di Atto numero 113. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Croce che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli, a te va il nostro canto, a te va il nostro canto. Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti, a te ci consacriamo, a te ci consacriamo. Croce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti, a te volgiamo gli occhi, a te volgiamo gli occhi.
pane spezzato alla cena, corpo del Cristo vivente, in te restiamo uniti, in te restiamo uniti. Vino versato ai discepoli, sangue di un Dio crocifisso, in te la nostra gioia, in te la nostra gioia. Madre donata dal Figlio, Vergine forte amorosa, in te la nostra pace, in te la nostra pace. Il Figlio dell'uomo manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai confini della terra. Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo umilmente, o Padre, la celebrazione che il tuo Figlio ha comandato di fare in sua memoria ci faccia crescere nell'amore per Cristo nostro Signore. Oggi è la giornata mondiale dei poveri e la ricorrenza dell'8ª giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco. Le offerte delle sante messe del santuario saranno destinate a sostenere i progetti a favore delle persone senza fissa dimora, proposti dalle associazioni della famiglia vincentiana e scelti dal Papa per i suoi gesti concreti di carità. Vogliamo essere sensibili a questa petizione. Gemona celebra come parrocchia la giornata di ringraziamento per i frutti del lavoro. Ciascuno in questa domenica può ringraziare il Signore per ogni dono ricevuto nel corso dell'anno. L'elenco, ci si riflette bene, può diventare veramente lungo di tutti i prodotti di cui utilizziamo giorno dopo giorno. Il 21 novembre, terzo giovedì del mese, l'adorazione eucaristica in santuario sarà dalle ore 17 alle ore 18. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santa e di San Giuseppe e di tutti i santi,
vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, vivete in pace. Il numero 400. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà.